Abbiamo in collegamento con noi il direttore di Telepordenone Gigi Di Meo. Allora parliamo di questa anatra zoppa, direttore. Chissà mai che succeda negli Stati Uniti, dai. Sì, no, ma volevo dirti, chissà mai che succeda quanto avevamo già detto, ti ricordi, durante la lunga diretta che avevamo fatto per la campagna elettorale, dove avevamo detto da passare nuttata, che chissà mai che poi si parta una campagna acquisti e chissà mai che Bertoncello trova quello che manca. La copertina questa sera era l'ultima cena appunto a Portogruaro. Come in tutte le ultime cene c'è il Giuda, perché altrimenti che ultima cena sarebbe? Dove insistono 12 persone, c'è un Giuda che 2000 e rotti anni fa, insomma. E che sorride di sottofondo. Che nell'ultima cena il Giuda, quello che aveva la mano nel piatto, poi per 30 vili denari si sarebbe venduto e alla fine si sarebbe anche impiccato. Diciamo che, per metafora, il Giuda potrebbe esistere anche a Portogruaro, perché oggi abbiamo 11 consiglieri del centrodestra, però c'è il sindaco 12 e il Bertoncello sindaco che ha 9 consiglieri e quindi non può governare il paese, e quindi a questo punto in teoria dovrebbe dimettersi all'istante, perché se non puoi governare, se hai 11 consiglieri di opposizione e i tuoi sono 9, come cavolo fai a governare? Ed ecco qui che, come in una storia antica che insomma si ripete, direbbe Giovanni Scrizzi, colpo di scena, ed è un colpo di scena, c'è una cosa che nessuno sa. E vediamo di capire cos'è accaduto, perché noi sappiamo, sono le 21:30 ieri, 21:45, si profila il tutto. Angelo Tabaro, secondo indiscrezioni che ho avuto, nemmeno lui sa che io so, chiama a raccolta i suoi discepoli, i suoi apostoli. Tutti e 11 li vuole al tavolo e con lui 12, ecco qui, per avere da loro la rassicurazione che c'è l'unità di intenti, che c'è unitarietà. Ma come in tutte le storie, quelle reali, non si capisce bene, ma un discepolo, un apostolo manca, anche a Portogruaro. Non posso venire, così ho saputo. Perché? Perché ho dei problemi fisici e sto poco bene. E allora la mia domanda è questa: problemi reali o problemi diplomatici? E si innesca allora l'altra notizia. Pare che questo consigliere, eletto nelle liste del centrodestra, sia stato avvicinato, io uso il condizionale, quindi la politica è l'arte dell'impossibile, sia stato avvicinato già dall'attuale sindaco eletto dai cittadini regolarmente e oggi confermato Bertoncello, o qualcuno da lui indicato, e stia per passare armi e bagagli nel centro-sinistra. Io spero che questo non avvenga, al di là, anche se ci fosse Tabaro sindaco con la stessa composizione del Consiglio. Spero che questo non avvenga, perché altrimenti veramente i cittadini hanno ragione di allontanarsi dalla politica, una politica infame, sporca, vigliacca. Non è questa la politica che vogliamo. Un consigliere comunale, qualunque esso sia, eletto nel centrodestra prima o dopo, non può il giorno dopo vendersi per 30 denari, e non mi si dica poi che lo fa perché è in gioco il futuro della città, il governo della città. Lui si è presentato, se così poi sta accadendo, si è presentato ai cittadini di Portogruaro con un programma, il programma di Angelo Tabaro, e si è battuto, almeno
lo spero per quel programma. Oggi non può vendersi per 30 denari in nome del governicchio della città e passare anni bagagli nel centro-sinistra, quel centro-sinistra che lui ha avversato davanti alle folle numerose o meno numerose di Portogruaro. Allora sì, se questo accadrebbe, bisognerebbe ogni volta che lo si vede passato il Portogruaro guardarlo e dirle: sei un Giuda. Direttore, scusa, ma tu sai che nella Realpolitik ci sono anche i governi di grande coalizione, perché quando si è in difficoltà... Guarda, io ti posso assicurare ci si abbraccia. Che il centrodestra ha deciso ieri sera in questa riunione di non dar vita a nessuna grande coalizione. Questo è il punto. C'è di più, posso anticipare che se quello che ho raccontato è fantapolitica, io penso che sia fantapolitica, cioè il fatto del traditore, traditore politico se ben si intende, perché io le persone le giudico anche dal punto di vista politico quando uno scende in politica. Se questo non accadesse, quindi gli 11 consiglieri sono uniti, ben stretti attorno al loro candidato sindaco Angelo Tabaro, che ha perso comunque le elezioni perché si è votato Bertoncello come sindaco, cosa accadrebbe? Che nel momento in cui fra qualche giorno il messo comunale porterà nelle varie sedi la situazione, loro presenteranno all'istante le dimissioni da consiglieri comunali. Quindi a questo punto si vedrebbe già dietro l'angolo il commissario, perché cadrebbe il numero legale in consiglio comunale, e questo pare non sia un sogno politico, ma sia la realtà. Il punto di vista mio, che spiegavo prima anche a te, non è tanto il fatto che uno possa passare armi e bagagli dopo un anno o due da un partito all'altro, ma che non possa passare dal centro-destra al centro-sinistra il giorno dopo le elezioni. Sarebbe troppo meschino e infame tutto questo. Se a Portogruaro accadesse questo, vorrà dire allora che la politica non è la politica a cui io come cittadino aspiro nel poter vedere, quindi tutto sarebbe normale, le veline, i gobbi, i don Sciortino. Insomma, lo sai tu benissimo che l'arte dell'impossibile, per cui... Io lo dico sempre, la politica è l'arte dell'impossibile, ma lo dico per scaramanzia. Se, ripeto, avvenisse quello che ho raccontato, e spero sia fantapolitica, se avvenisse a Portogruaro, allora veramente non sarebbe più la politica l'arte dell'impossibile, ma sarebbe la cloaca nel vero senso della parola italiana. Grazie direttore, ci vediamo domani in studio, grazie ancora. Buon giornale ai telespettatori. Ciao.